Festa di Sant'Anna, una festa per la comunità del paese, ma non solo. Tante le persone, la sensazione, tante persone anche da fuori. Sì, la gioia è di avere anche tante persone, come vedete, al di fuori anche della nostra stretta zona parrocchiale, e la cosa bella è parecchi giovani, vedere come l'abbazia sta ritornando realmente ad essere un punto di riferimento vivace all'interno della nostra Chiesa. Questo acquista un grande significato quando c'è un'esperienza di fede retrostante che dà senso e valore anche a tutto questo. Possiamo dire che l'abbazia di Borzone sta ritornando un centro di spiritualità, mi viene da dire forse per la Liguria? Anche al di fuori della nostra diocesi ci sono persone che hanno Borzone come punto di riferimento. A me basterebbe che fosse già un punto di riferimento vivo e presente all'interno della nostra Chiesa diocesana. Tra gli eventi previsti in occasione della festività di Sant'Anna c'era anche la presentazione della birra dell'abbazia di Borzone. Come nasce questa idea? A dire il vero non nasce da me, ma nasce da Marcello qui presente e da Luca, che sono due giovani che stanno facendo un cammino di ascolto dalla parola di Dio qui a Borzone. Nasce con il desiderio prima di tutto di far conoscere l'abbazia, trovare anche una fonte di ricavo, di qualche introito per la prosecuzione dei restauri del monastero. Il mio desiderio è anche quello di incoraggiare quelle che sono le piccole imprese, soprattutto se portate avanti da giovani della nostra zona, incoraggiare soprattutto questo. Io ho ricevuto una mail da Marcello nel quale proponeva l'idea di fare una birra in collaborazione con Padre Attilio, l'abbazia di Borzone, e io l'ho accolta volentieri perché veramente questo è un tesoro di tutti ed è importante che per mezzo di una birra un profano come me venga attirato all'abbazia, è una cosa sicuramente positiva. E l'abbazia tramite la birra arriva dove non è conosciuta, quindi questo è importante.